caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Ben ritrovati qui in Sala Bianca del Caffè Pedrocchi, sono Claudio Campagnolo, questo è un caffè con l'esperto e finalmente facciamo un po' di movimento figurato perché noi facciamo di solito un mestiere sedentario e proprio per ovviare in forma virtuale a questa nostra sedentarietà abbiamo invitato Adrian Sgarabottolo, benvenuto Adrian. Grazie. Il signore che ho qui di fronte è il vincitore niente po' di meno che di un premio innovazione nel campo e nell'ambito delle palestre. Infatti la palestra, non palestra che tu dirigi, che si chiama Officina del Movimento, Sì, esatto. ha ottenuto un premio importantissimo, veramente prestigioso. Ce ne vuoi parlare, Adrian? Sì, siamo arrivati primi in questo concorso su 8.700 palestre che ci sono attualmente in Italia e abbiamo vinto il premio come la palestra più innovativa d'Italia. Questo perché hanno valutato il nostro progetto che è veramente al di fuori degli schemi. Ti interrompo solo un secondo, qualcuno a casa penserà avranno delle macchine particolari, delle macchine del fitness avveniristiche, delle cose strepitose e invece? Niente di tutto ciò, è completamente diverso. Da noi non ci sono macchinari, non ci sono pesi da alzare, ci sono tronchi, alberi, abbiamo creato un albero all'interno di un vano ascensore, abbiamo un veliero all'interno, abbiamo travi, tronchi sui quali ci divertiamo come dei bambini. Ecco, intanto la regia sta mandando le immagini appunto di questo famoso albero all'interno della palestra. Dove siete innanzitutto? Abano Terme, siamo appena fuori dalla tangenziale, venendo da Padova, 500-600 metri da lì. Ecco, allora, facile da raggiungere. Adrian è nato l'8 giugno del 63, segno zodiacale Gemelli, siete sempre in movimento voi gemelli, l'attività fisica è proprio una vostra caratteristica, è un segno mobile, dicono dal punto di vista astrologico. Mi ci ritrovo. Sei nato ad Ard, in Austria, questo paesino sul lago di Costanza, quindi origini veneto-austro-ungariche, potremmo quasi un mix. Allora, tu a 19 anni ti mantenevi giocando a calcio, in che ruolo? Io facevo l'attaccante, uno di quelli che segnava pochi gol però. Comunque attaccavi. Poi una laurea in lingue, diploma ISEF, una laurea in scienze motorie, sei dovuto andare in Francia per conseguirla perché all'epoca non c'era ancora. All'epoca non c'era ancora, allora sono andato in Francia. Poi per circa 25 anni sei tornato in Italia e visto questa tua facilità nel parlare anche il tedesco, visto le tue origini, hai trovato appunto lavoro nel bacino termale e lavorando con le strutture alberghiere, occupandoti appunto di attività motorie in questo senso. Poi cosa è accaduto 4 anni fa? Poi è successo che iniziavo a non essere più completamente soddisfatto di quello che stavo facendo, però non avevo il coraggio di ammetterlo a me stesso. E allora è dovuto arrivare qualcosa dall'alto. In pratica stavo viaggiando con la mia bella Vespina e a un certo punto a un incrocio, una macchina, un SUV per dire la verità, è arrivato da destra, non ha rispettato lo stop, mi ha preso in pieno. E io cosa ho fatto? Per tirarmi fuori da quell'impiccio mi sono buttato giù dalla Vespa e con una capriola, o capovolta, chiamiamola come vogliamo, mi sono tirato fuori dalla traiettoria e sono riuscito a salvare la pelle. Perché a te le capriole piacciono fin dalla più tenera infanzia, continui a praticarle e le vorrei praticare fino a 80 anni, no? Come hai detto in una recente intervista. Però sì, c'è una riflessione importante da fare. A parte che questa capriola ti ha permesso appunto di uscire indenne, no? da questa situazione che poteva essere abbastanza grave, però la riflessione è che i 2/3 dei bambini non sanno più fare le capriole. Sì, c'è una statistica adesso che dice che nelle scuole medie 2/3 dei bambini, cioè 2 bimbi su 3, non sanno fare una capriola. È grave questo. Io ho sempre immaginato a me stesso a 80 anni, come dicevi giustamente prima, non andare in giro con un bastone, ma riuscire ancora a fare queste capriole avanti, indietro e continuo ad allenarle. Penso sia importante ai ragazzi giovani far apprendere questi schemi motori. Adrian, facciamo anche noi una capriola, ci rivediamo dopo la pausa pubblicitaria.
Ci eravamo lasciati con le capriole, caro Adrian, e sulla riflessione che i ragazzi al giorno d'oggi non sanno più riconoscere appunto certi gesti che fanno parte invece così, della nostra esperienza, visto insomma l'età. E addirittura mi risulta che un allenatore, un dirigente della prestigiosa scuola di Coverciano ti ha contattato per cercare di capire come si può insegnare l'alfabeto motorio ai giovani e nuovi calciatori, i quali sanno tutto di tattica, di tecnica, ma sotto il profilo proprio dell'attività motoria sono un po', come dire, d'altronde non lo conoscono l'alfabeto motorio e per questo non conosceremo nemmeno l'alfabeto cirillico, perché ai mondiali di calcio di russi non ci andremo. Come si fa ad insegnare l'alfabeto motorio ai ragazzi e a chi lo vuole imparare? Mettendoli nelle condizioni di poter esprimere il proprio corpo in maniera naturale, togliendogli intanto il cellulare e facendoli giocare. E sì, è vero, siamo stati contattati da questo allenatore, il quale sostiene che i calciatori giovani stranieri sono più bravi dei nostri in questo momento da un punto di vista fisico, non tanto tecnico e tattico, lì siamo eccellenti, però da un punto di vista fisico manchiamo proprio delle conoscenze di base. Non posso immaginare di fare uno stop se non ho l'equilibrio anche, quindi le due cose sono entrambe importanti e quindi ci hanno chiesto di sviluppare dei programmi proprio per loro. Questo è decisamente molto interessante, ma mi piace molto il nome della tua palestra, Officina del Movimento. Tu, tra l'altro, questa palestra la dirigi assieme a due soci, Federica Valente, che è anche la tua compagna, e Andrea Schievano, no? Sì, Questo trittico di persone un po' fuori dagli schemi, no? Che hanno dato vita. Chi ha avuto l'idea del nome? L'idea del nome Officina del Movimento è venuta a tutti e tre, perché volevamo creare un laboratorio dove poter sperimentare costantemente qualcosa. Non vogliamo copiare quello che già esiste, ma creare qualcosa di nostro. E a noi piace chiamarla una palestra non palestra, perché è completamente diversa dalle varie palestre tradizionali. Ci piace chiamarlo parco giochi di allenamento funzionale per gli adulti, ma non solo parco giochi, ma di allenamento funzionale, perché c'è proprio la scienza dietro, c'è proprio teoria e metodologia dell'allenamento, non è solo un giocare. Senti Adrian, ma cos'è questa storia della caffettiera del masochista? Allora, la caffettiera del masochista è un oggetto di psicopatologia degli oggetti di uso comune che abbiamo trovato ed è una caffettiera con il manico e il beccuccio dalla stessa parte. La stiamo vedendo in questo istante. Ok, benissimo. E in pratica ci piace definire l'allenamento funzionale, che di per sé non vuol dire niente perché è un aggettivo. È funzionale a che cosa? La caffettiera è funzionale per fare il caffè? Sì, sì. In effetti Mi dicono che faccio un buon caffè. Anche quella del masochista fa il caffè. Esatto. È funzionale per versarlo questa caffettiera? Un po' meno. Potrebbe essere anche funzionale per piantare un chiodo. Allo stesso modo l'allenamento funzionale dobbiamo sempre chiederci funzionale a che cosa? A noi piace, noi ci siamo posti un target ben preciso, l'allenamento funzionale per il benessere e per la salute. Questo è il nostro obiettivo. Allora io farò adesso una pausa funzionale alla trasmissione e ci risentiamo tra qualche istante. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Rieccoci nuovamente in onda. Io sono rimasto affascinato da questa storia degli attrezzi non attrezzi che di cui voi disponete. Che ne so, tronchi, balle di fieno. Cosa fate con le balle di fieno? Le saltiamo. Ah. Sì, noi anche lì gli attrezzi che noi usiamo ci piace chiamarli attrezzi non attrezzi, perché ci piace inventarli. Per esempio usiamo delle taniche d'acqua che riempiamo, ma non completamente, in modo tale che non sia un attrezzo stabile, ma l'acqua si muove e rende l'esercizio chiaramente più difficile. E anche questo fa parte della filosofia dell'Officina, cercare di creare qualcosa di nuovo, di non esistente. Voi siete stati premiati, il famoso premio innovazione di cui si parlava all'inizio della puntata, perché tutte le attività svolte si basano su un concetto ben definito, il 9.11. Di che si tratta?
Questo è il nostro prodotto principale. Si tratta di sviluppare tutte le nuove capacità che il nostro corpo ha: forza, resistenza, flessibilità, velocità, agilità, insomma tutte queste nuove capacità attraverso l'alfabeto motorio, che sono gli schemi motori: correre, saltare, arrampicarsi, che altro c'è? Afferrare, spingere, tirare, in modo tale gattonare anche importantissimo, ritornare un po' bambini, in modo tale che il corpo si sviluppi in maniera armonica e non sempre sviluppi solo una cosa. Quindi l'unione di queste due, chiamiamole, di questi due obiettivi fa sì che si ottenga il famoso 9.11. E il bello è che la persona prima va ad agire proprio su quello dove è più debole e poi agisce su tutti gli altri aspetti contemporaneamente, e i risultati che stiamo ottenendo sono meravigliosi. Chi ti dà più soddisfazione? Cioè i bambini, i giovani o gli adulti e i meno giovani? Allora, entrambi, perché con i bambini abbiamo visto che vengono soprattutto quelli che a scuola fanno poco, che nel tempo libero fanno poco e vengono lì per allenarsi, giocare, divertirsi un po'. Mentre le persone adulte, anche i settantenni, abbiamo anche ottantenni, ottengono dei risultati incredibili. Cioè, il nostro obiettivo è quello di mettere anche assieme varie fasce d'età in modo tale che poi ognuno può lavorare più su se stesso, non sta lì a competere con l'altro, ma ascolta di più se stesso. Tu dici che l'80% delle persone detesta fare attività fisica, quindi in palestra chi va? Solo l'altro 20%? Attualmente il 7% della popolazione italiana frequenta un centro fitness, centro wellness. E infatti a noi interessa soprattutto quel 93%, cercare di portare in palestra quel 93% che nella palestra tradizionale si annoia. Bene, noi non ci siamo certo annoiati ascoltando Adrian quest'oggi e concludo sempre le interviste chiedendo all'ospite se c'è un oggetto o qualcosa a cui lui è particolarmente legato. Allora, più che esserci legato io, ho voluto farti una sorpresa. Ah, a me, una sorpresa. È un piccolo regalino, siccome ci rappresenta il simbolo del piede, perché facciamo tutto a piedi scalzi nella nostra palestra, anche questa è una cosa particolare. Come mai a piedi scalzi? Perché già questo è un allenamento. Al giorno d'oggi non usiamo pochissimo i nostri piedi e fare quella lezione a piedi scalzi abbiamo visto dà dei risultati incredibili. E questo è un invito per te, una lezione omaggio a venire a provare, a venire a assaggiare il nostro meraviglioso prodotto. Mi laverò i piedi senz'altro per l'occasione, no, sto scherzando. Grazie ad Adrian Sgarabottolo e complimenti all'Officina del Movimento, complimenti anche per questa idea innovativa e per questo premio che vi è stato giustamente assegnato. Grazie. E complimenti a voi che ci avete seguito, mi raccomando fate movimento e soprattutto ricordatevi di Un caffè con l'esperto. Alla prossima! Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.